Grazie. La lezione magistrale che conclude l'adunanza solenne viene presentata dal socio effettivo Giampiero Brunetta, emerito di storia e critica del cinema nell'Università di Padova, sul tema Veneto, capitale del cinema e della visione, da Galileo alla Mostra di Venezia. Giampiero. Grazie. Caro Presidente, cari consiglieri, caro Cancelliere, cari soci vecchi e nuovi, gentile pubblico, vi ringrazio per l'invito, per la vostra presenza e questo per me è un giorno particolare, particolarmente importante, ricco di emozioni. Avete sentito, c'è stato il premio a ricordo di mio figlio e sono contento di avere questa occasione per parlarvi di uno dei temi che mi ha accompagnato in questi 50 anni e ha accompagnato tutti i miei studi, ma insieme anche la mia vita. Nel rievocare le sue avventure di spettatore, Italo Calvino ha scritto che negli anni della giovinezza il cinema è stato per lui il mondo. Su di me, cresciuto al Lido di Venezia e attirato fin da piccolo dalla mostra del cinema come dal canto delle sirene, il cinema ha influito in modo decisivo su emozioni e formazione culturale e come vero e proprio luogo d'amore, scuola di sentimenti, passioni e studio. Un luogo in cui ho presto aspirato a ottenere un diritto di cittadinanza, come una seconda casa, un mondo parallelo in cui trascorrere una parte importante di una seconda esistenza. Oltre che habitat affettivo, ideologico, culturale, materiale, il cinema è stato lo spazio privilegiato in molte avventure, un territorio sconfinato che ho cercato di esplorare nella molteplicità degli aspetti e interconnessioni senza mai perdere curiosità, fede ed entusiasmo. Da un certo momento delle mie ricerche, in particolare sul cinema italiano, grazie alla lezione dei maestri padovani Sergio Bettini e Gianfranco Folena e alcuni incontri decisivi, il Veneto mi è apparso come il punto di confluenza e irradiazione europea e mondiale di tutti i movimenti legati agli spettacoli popolari, alle metamorfosi prodotte dai mutamenti tecnologici e modalità della loro fruizione. Forte di questa convinzione, ho cercato di trovare e creare più occasioni possibili per raccontarne e ricostruirne il ruolo di guida e connessione costante con tutte le forme di spettacolo, entro cui a un certo momento sono entrati quelli ottici, che hanno occupato nei secoli la scena in modo sempre più pervasivo. I punti, nodi e archi che ho cercato di connettere e sviluppare, muovendomi all'interno di una storia della visione tutta da costruire, puntavano a cogliere identità e specificità territoriali. Roberto Longhi avrebbe parlato di spiro locale, di cui rivendicare priorità ed eccellenza nel breve e lungo periodo. Ho cominciato a occuparmi di visione popolare, spettacoli ambulanti, venditori di stampe, impresari di mondo nuovo già alla fine degli anni 70, grazie alla lettura della storia di Tell di Mario Rigoni Stern, racconto dell'epopea a cavallo del Novecento di uno degli ultimi venditori di stampe dei Remondini di Bassano. Questo libro ha agito su di me come una vera e propria illuminazione, spingendomi a oltrepassare la frontiera della storia del cinema e a muovermi all'indietro nel tempo per tentare di inseguire e ricomporre una storia più ampia, incerta e sconfinata. Quella legata alla nascita di una nuova specie umana, da me battezzata degli icononauti o navigatori dell'immagine, che nel tempo ha subito mutamenti genetici fino ad approdare alla più recente specie degli internauti. Già all'inizio del Settecento, grazie alle migliaia di venditori di stampe stesini che partono da Bassano, percorrono l'Europa metro per metro, si può riconoscere la nascita e la creazione di una rete che coltiva e dilata in maniera sistematica e ininterrotta l'immaginario dell'uomo europeo. Questa rete, da qualsiasi punto la si voglia considerare, ha il suo epicentro nel Veneto, in Venezia, crocevia di arti e spettacoli, Padova con la sua università e i suoi teatri di scienza sperimentale, Bassano, centro di produzione e diffusione delle stampe popolari. Per quasi 20 anni
Dalla redazione del Viaggio dell'icononauta del 97 ho tentato di dar vita a identità anagrafica a realtà sfuggenti, ectoplasmatiche, di venditori di stampe, lanternisti anonimi, i cui nomi si potevano ritrovare solo negli archivi parrocchiali o in qualche testo poetico e letterario, e di capire contemporaneamente gli effetti sui pubblici su cui le immagini scendono per secoli come occasioni eccezionali nel corso dell'esistenza e poi, dall'inizio del Novecento, cadranno a pioggia con frequenza periodica, creando forme di rito assai più inclusive, diffuse in tutto il mondo. Mentre oggi viviamo in una condizione di overdose ininterrotta di immagini che riceviamo in tempo reale in ogni momento della nostra giornata. In tutte le mie deambulazioni nei territori della visione, il Veneto, Padova, ma soprattutto Venezia e Lido sono sempre stati il luogo di riferimento fondamentale, il punto di partenza, la stella polare, l'isola a cui tornare. Dal Veneto, anzi proprio dal campanile di San Marco e da Palazzo Ducale, grazie a Galileo, parte dai primi del Seicento la prima contestata esplorazione ottica dell'universo e nello stesso tempo l'idea che la scienza possa essere messa a disposizione della gente comune. Questo è un affresco di Giuseppe Bertini del 1858 nella Villa Ponte di Biumo di Varese. Grazie alle stampe Ramondini, ai venditori ambulanti, ai piccoli impresari di spettacoli ottici, questa regione è fabbrica, fulcro, punto di irradiazione e trasmissione capillare di una nuova lingua visiva, un mercato comune europeo delle immagini che contribuisce alla creazione ed espansione di un immaginario diffuso a tutti i livelli delle classi sociali. Scienziati, artigiani, artisti veneti favoriscono dal Settecento lo sviluppo degli strumenti ottici, dei mondi nuovi, le lanterne magiche, i cosmorami, i diorami, la fotografia, gli elettroscopi. Per merito della camera ottica di Canaletto, del vedutismo, della fotografia, stereoscopia e cinema, Venezia diventa uno dei luoghi più rappresentati del mondo, con canoni visivi condivisi e a lento sviluppo e metamorfosi. A Padova, grazie a Giovanni Poleni, si costituisce all'inizio del Settecento un primo laboratorio universitario di fisica in cui trovano posto lanterne magiche e altri strumenti ottici e con perfetto tempismo l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti legittima scientificamente dalla seconda metà dell'Ottocento l'invenzione della fotografia. Proprio in questo periodo a Venezia, attorno a Piazza San Marco, si registra la più alta concentrazione di studi fotografici in Italia. A Venezia e nel Veneto il cinema entra subito, in maniera stabile, dal primo decennio del Novecento. Entra da protagonista di una nuova forma di spettacolo aperta a tutti i pubblici e contribuisce a modificare i modi e i luoghi di socializzazione urbani, partecipando ai processi di modernizzazione in atto nel Paese. Qualche anno dopo, nel 1932, il Lido di Venezia, isola ad alto potenziale di utopia, come l'ha definita Tullio Kesic, all'interno dell'attività della Biennale, nasce la Mostra del Cinema, primo festival del cinema del mondo. La mostra veneziana, oltre a rivendicare il diritto di primogenitura, è dotata di uno straordinario potere fecondante, in quanto genera dal 1945 una costellazione ad altre storie distinte, diverse, diffuse, tutte con la stessa origine, tutte debitrici a Venezia di qualcosa. Oggi sappiamo che esistono migliaia di festival cinematografici nel mondo e almeno 400 che bisognerebbe seguire. E ancora nel 1933 a Padova, grazie all'insegnamento di storia dell'arte di Giuseppe Fiocco, viene discussa la prima tesi italiana di storia del cinema. Il laureando è Francesco Pasinetti, veneziano, 21enne, che scriverà a 25 anni, nel 1938, la prima storia mondiale del cinema. Dal punto di vista iconografico, prima, e della rappresentazione cinematografica poi, Venezia resta tuttora uno dei luoghi capaci di agire sia da sfondo scenografico naturale che da protagonista ed è in grado di accogliere, rappresentare e rendere drammaturgicamente plausibile ogni tipo di racconto, storico, reale, documentario, melodrammatico, erotico, spionistico, comico, noir, fantastico, fantascientifico. Mentre il Veneto ha avuto più di recente un suo
autentico cantore in Carlo Mazzacurati, Venezia, a parte Pasinetti, morto prematuramente, non ha mai di fatto goduto di un vero narratore cinematografico autoctono. È sempre stata un bene, un luogo, un patrimonio visivo comune, privilegiato da raccontare e declinare visivamente lungo tutti i 130 anni della storia del cinema nei modi più diversi, sia nella fiction che nel documentario. Nel Veneto, grazie alla Biennale e all'Archivio Storico delle Arti Contemporanee, sono presenti luoghi di memoria dello spettacolo e dell'immaginazione popolare che formano un insieme diffuso, articolato e idealmente connesso. Venezia, dove oltre alla Biennale esiste la Fabbrica del Vedere, creata da Carlo Montanaro, Padova col Museo della Lanterna Magica, creato da Laura Zotti Minici, che ci ha donato queste lanterne e delle stupende foto di fine Ottocento, Abano col Museo della Maschera, ideato da Donato e Paolo Sartori, Treviso, che ospita la collezione I Manifesti creata da Ferdinando Salce e oggi integrata dal lascito di Renato Casaro, appena scomparso, Bassano col museo dedicato ai Raimondini. Tuttora, grazie alla Mostra del Cinema che in questi anni si è aperta alle piattaforme digitali, alle serie, alla realtà virtuale e ora all'intelligenza artificiale, Venezia è da considerare tra tutti i festival l'avamposto cinematografico più proiettato nel futuro e più dotato di patrimonio storico. Per queste e molte altre ragioni merita, a mio parere, il riconoscimento di capitale del cinema e della visione popolare. Tenendo conto poi, en passant, del distretto degli Occhiali, del Bellunese, il Veneto avrebbe tutte le caratteristiche per avanzare una candidatura UNESCO per queste sue caratteristiche. Proprio ai primi del Seicento, Padova e Venezia diventano i nuovi poli di un mutamento epocale nel modo di vedere e dilatare i poteri naturali dell'occhio. Galileo e i luoghi in cui nascono e sviluppano le sue scoperte ci consentono di fissare i primi punti notevoli di un grande racconto che si svolge nei secoli successivi. Il punto ideale di partenza di questa storia è proprio qui, il campanile da cui Galileo mostra al Doge la possibilità di uno strumento ottico giunto dall'Olanda a cui ha portato alcune variazioni. Da che Galileo nel 1609 rivolse al cielo il primo cannocchiale e mostrò dalla torre qui vicino Venere falcata, Giove circondato da 4 lune, il Sole con non scevro di macchie, Saturno misteriosamente conformato, la Luna sempre a noi rivolta con la medesima faccia, l'arte ottica, ristretta in pria tra gli augusti confini della costituzione degli occhiali, acquistò novella importanza e tutti a gara aspirarono a possedere il nobile strumento che ci poneva sott'occhio gli oggetti lontani, annullando per così dire le distanze e meravigliosamente ampliando i confini della nostra prima veduta. Così, in un'adunanza veneziana dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti del 1843, il matematico e astronomo Giovanni Santini, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, fissa il momento in cui, grazie a Galileo, nella storia della visione, si attua una rivoluzione profonda. Oltre al merito di aprire la strada alla moderna scienza sperimentale, Galileo vuole anche rivolgersi a pubblici più vasti. Nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari, quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze. Così dice il personaggio di Galileo nel dramma di Bertolt Brecht, nel lungo monologo finale, e mette anche in rilievo l'immediata ricaduta delle sue teorie al di fuori della cerchia dei dotti. La dimensione pubblica e popolare dello spettacolo, in cui vengono mostrate e proiettate immagini, è correlata in modo stretto alla diffusione dell'ottica e dei suoi strumenti di dimostrazione. E le dimostrazioni di ottica che si fanno spettacolo nell'ambito dello sperimentalismo tra fine XVII e inizio XVIII secolo, entrando nell'accademia e società scientifiche e divenendo sempre più divertimento alla portata di tutti, trovano un successivo parallelo scenario e luogo di sviluppo e accoglienza nel mondo dello spettacolo popolare. Lo stesso Galileo, nel descrivere al Doge le potenzialità del telescopio appena realizzato, sottolinea lo straordinario beneficio che se ne può trarre dall'uso di scopi militari e civili. Qua c'è un'altra stampa
Qua è vicino a noi questa. Lo spettare vorrà sempre dire per lui combinare la traduzione dell'esperimento in termini scientifici con lo stupore infantile, la meraviglia, il desiderio del viaggio e dell'avventura della visione. A questo punto il successivo pensiero sei-settecentesco, tutto proiettato a celebrare il progresso e i risultati della scienza, non può non adottare per intero gli strumenti ottici che dilatano in modo sconfinato i poteri conoscitivi dell'uomo. La lanterna magica, nata poco dopo, non può non godere dell'effetto trainante degli altri strumenti, anche nel pensiero illuminista. Ancora una volta, Padova e Venezia risultano luoghi privilegiati nell'uso e sviluppo degli strumenti ottici a fini scientifici. La tradizione degli studi dell'ottica e delle molteplici applicazioni trova a Padova nel teatro di filosofia sperimentale ideato nel 738 da Giovanni Poleni, scienziato molto versatile, e a Venezia nell'attività di artigiani ottici come Burlini, Selva, i nuovi protagonisti della creazione e sviluppo degli strumenti ottici per un uso pubblico, scientifico e spettacolare. Nel teatro padavino di Poleni, che si può considerare il primo laboratorio scientifico europeo, viene raccolta un'importante varietà di strumenti ottici commissionati in parte proprio a Burlini e Selva, lanterne magiche, camere oscure, anamorfosi cilindriche, zogroscopi, microscopi solari, canocchiali, telescopi gregoriani. Nel 758 Biagio Burlini, ottico e artigiano veneziano, pubblica la raccolta di macchine e di strumenti d'ottica che si fabbricano in Venezia da Biagio Burlini, occhialaio, sopra la fondamenta di Rosmarino all'insegna di Archimede. In questo catalogo, con molta generosità, Burlini esalta anche l'opera di Selva, ottico concorrente, di cui non può ben dirsi se la professione fatt'abbia più onore a lui o che egli lo abbia fatto alla professione. Pochi anni dopo, nel 61, il figlio di Selva, Lorenzo, scrive a sua volta un trattato catalogo in cui una parte rilevante è dedicata alla descrizione delle lanterne magiche, camere oscure, che trovano soprattutto un'applicazione, un uso spettacolare comune e sono fatte pubblicamente vedere nella piazza nostra molti anni almeno in vari carnevali. E proprio nel teatro sperimentale di Poleni a Padova finisce una splendida lanterna magica di Selva. Ma già nell'iconografia e letteratura teatrale veneziana del Settecento ha fatto la sua apparizione, grazie a Goldoni, Longhi, Bella, Tiepolo, Zompini, un altro apparecchio per lo spettacolo ottico, il pantoscopio o mondo nuovo. Così ne parlano Lunardo e Simone nei Rusteghi di Carlo Goldoni. Mi al di d'ancuo non so cosa sia un'opera, una commedia. Ma me n'ha una sera par forza all'opera e ho sempre dormio. Mio pare, era giovane, me diceva: vustu vedere il mondo nuovo o vustu che te daga do soldi? Me taccava i do soldi. Troveghene uno ancuo che faccia così, i butta via, venimo a dire il merito a pae. Siamo nel 1760. I due Rusteghi non nascondono l'orgoglio e la soddisfazione d'essere riusciti a difendere per tutta la vita un atteggiamento di rifiuto nei confronti dello spettacolo e delle sue 1000 attrattive spettacolari. Ma le cose però sono andate in senso del tutto opposto. Mentre Lunardo mette da parte i suoi 2 soldi, migliaia di altri bambini veneziani, come ci mostra Gaetano Zompini, accorrono a richiamo dell'imbonitore, come nella favola del pifferaio di Hamelin, e partono felici per i loro primi viaggi alla conquista dello spazio e del tempo. Nello stesso istante in cui si tuffano gli sguardi nella scatola, le immagini entrano in loro e cominciano a alimentare le loro attività immaginative e desideranti. Il proprietario del pantoscopio è fermo durante tutto l'anno col sole e la pioggia proprio sotto le colonne, proprio sotto di noi qua a Palazzo Ducale, come ci documenta Longhi. E grazie all'enorme diffusione di stampe aventi come oggetto Venezia si crea un fenomeno vistoso di doppia polarizzazione.
Piazza San Marco diventa il punto di massima concentrazione di forme di spettacolo popolare e il luogo al momento più visto, rappresentato, desiderato, immaginato del mondo. Nel momento in cui iniziano a declinare in modo vistoso la gloria e la potenza di Venezia, l'industria europea delle immagini la promuove a stella polare dell'iconosfera. I tempi in cui il mondo nuovo fa la sua apparizione in Piazza San Marco sono meno gloriosi e felici per la storia della Serenissima. Ma perché non riconoscere ugualmente a questa città e alla sua popolazione il diritto di assumere la veste di guida ideale della grande flotta europea lanciata alla conquista di nuovi mari, continenti e arcipelaghi della visione? Negli anni in cui Monsieur Jean-François de la Harpe pubblica la sua Histoire générale des voyages in 32 volumi, l'impresario del mondo nuovo offre i suoi spettacoli di giorno nelle piazze e la sera nei palazzi, promettendo un analogo viaggio attorno al mondo, assai più a buon mercato e non meno educativo e affascinante. Rispetto al popolo nomade, questo personaggio ha come obiettivo di creare un suo teatro stabile in miniatura. Con una certa soddisfazione, uno di questi impresari scrive nel suo biglietto di presentazione: «Nobilissimi signori, è arrivato in questa nobilissima città il suo servo veneziano, il quale ha portato l'edificio di quel teatro con il quale ha dato servitù per 11 mesi nella Serenissima dominante di Venezia». Se da Venezia la terraferma eredita la naturale vocazione a promuovere a soggetti di spettacolo lungo tutto l'arco i cittadini senza distinzione di ceto e di età, nella terraferma si costituiscono e confondono tra loro una miriade di forme di spettacolo e soggetti la cui storia parte da realtà circoscritte e ha una ricaduta sul piano europeo. La piazza veneziana è il luogo da cui prendono vita in senso ideale e materiale le ricerche per seguire gli itinerari degli ambulanti, i cammini dei venditori di stampe che si spingono ben oltre i limiti del territorio veneto per portare il verbo visivo a popolazioni che parlano lingue assai diverse. Ho seguito questi ambulanti in giro per l'Europa volendo certificarne l'esistenza e a un certo momento ho avuto la fortuna di imbattermi in un nucleo compatto di suppliche settecentesche redate nella maggior parte da scritturali operanti nelle vicinanze di Piazza Navona a Roma. Cito solo una, quella del veneziano Antonio Businello, che supplica il Papa di voler concedere la facoltà di far vedere al pubblico uno strumento detto il mondo nuovo, ma anche di svolgere attività di cavadenti e vendere alcuni segreti a levar macchie. Di tanto supplica l'eccellenza vostra per poter vivere onestamente con la propria famiglia. Mentre, se vogliamo allargare lo sguardo sul piano europeo e pensare a un'immagine che racconti il momento d'oro dei venditori di stampe, dobbiamo ricordare un famoso quadro del 777 di Bernardo Bellotto, conservato al Museum Narodove di Varsavia, via Miodova, da sud-est verso nord-est, dove nell'angolo in basso, a destra, è ben riconoscibile una figura di venditore d'origine trentina che espone le stampe Remondini proprio all'incrocio di questa grande arteria con la via dei Senatori. Se gli affari andranno bene, lui sta pensando di aprire un negozio vero e proprio stabile a Varsavia, come già hanno fatto i fratelli Daziaro o a Utrecht come Giovanni Ognibeni e come faranno i compaesani che nei decenni successivi apriranno dei negozi in Russia, in Polonia, in Francia e altri paesi europei. Assieme ai lanternisti provenienti dall'Alta Savoia, i venditori di stampe sono i primi a creare un commercio europeo di beni impalpabili, i cui valori sono per lo più immateriali, legati a sogni e desideri, al primo diffondersi di forme, modi culturali, saperi laici, conoscenze letterarie e scientifiche che raggiungono i destinatari in ogni parte del continente. Oggi si parla molto di rete universale, di cui volenti o nolenti facciamo parte. Le migliaia di anonime figure in movimento lungo il territorio europeo sono di fatto le prime a stabilire una rete di immagini che ne collegano i punti estremi.
Dai primi del Settecento si crea un distretto economico che nel giro di alcuni decenni diventa una sorta di capitale europea per la vendita delle stampe popolari prodotte a Bassano dei Remondini, e i concorrenti di Augsburg, Parigi e Londra rimangono per lo più nell'ambito dei rispettivi territori nazionali, riducendo al minimo i rischi. In pratica, verso la metà del Settecento, non c'è luogo in Europa, per quanto sperduto, che non sia stato raggiunto dagli ambulanti tesini. E non c'è testa di bambino, donna o adulto entro la quale le immagini popolari non abbiano depositato i loro semi o le loro spore colorate. Nei 6 dialoghi ottici pubblicati a Venezia nel 1787, Ludovico Selva parla degli spettacoli ottici nei casotti veneziani come di visioni che feriscono la fantasia. Mondo nuovo e vedute d'ottica in esso contenute hanno il potere di creare le prime forme di cittadinanza virtuale di massa per l'uomo europeo. Con la cassella del pantoscopio entriamo per la prima volta in tutta la storia della visione in contatto con i cittadini di un nuovo mondo, pieno di meraviglie realizzate dall'uomo, un mondo costruito dall'uomo, a misura dell'uomo, pacificato, fatto di tolleranza, di armonia, di rapporti civili paritetici, dal quale sembra quasi bandita la paura per il diverso, il mostruoso, e ricchi e poveri si accostano alla stessa comune fonte visiva. Ma già verso la metà dell'Ottocento, quando l'invenzione della fotografia inaugura una nuova era della visione, si ha l'impressione di assistere alla fine di questa civiltà. Da un giorno all'altro i torchi delle stampe si fermano, i venditori di immagini e i lanternisti spariscono poco a poco dal paesaggio. L'avvento della fotografia apre una nuova fase nella rappresentazione e nella storia della visione legata al territorio veneto, in particolare a Padova, dove l'università apre i primi esperimenti di fotografia, e a Venezia. Già alla fine degli anni 30, proprio all'indomani dell'invenzione, giungono a Venezia le prime notizie sulla scoperta del signor Daguerre. All'alba della nuova Italia, Venezia appare in tutta la sua sfolgorante bellezza, la bellezza della sua luce, agli occhi di decine di fotografi che sembrano trasferire nel nuovo mezzo la lezione del vedutismo settecentesco di cui si sentono eredi e legittimi continuatori. Non pochi tra i primi fotografi, Cohen, Jankovic, Bresolin, Perini, hanno frequentato l'Accademia di Belle Arti o hanno cominciato la loro attività come vedutisti o litografi. Per una buona parte il passaggio alla fotografia è stato il punto d'arrivo nel processo di una naturale evoluzione dell'attività artistica e professionale. In effetti, le ragioni per cui Venezia diventa, dall'indomani dell'invenzione di Daguerre, vera e propria capitale dei nuovi territori della visione, dipendono sia dall'infinita mutevolezza della sua superficie ad opera della doppia magia della città e dei poteri del nuovo mezzo, che degli innumerevoli riflessi delle sue acque, che fanno sì che ogni veduta fotografica risulti diversa dalle altre, ma soprattutto dall'esistenza di veri e propri canoni visivi fissati dal vedutismo settecentesco che hanno contribuito a diffondere nel mondo l'immagine coi suoi monumenti, le sue chiese, i palazzi, e che i primi fotografi intendono riproporre e sviluppare sfruttando al massimo i poteri del nuovo mezzo. Venezia, nel giro di pochi anni, è invasa anche dai fotografi stranieri che si uniscono presto a personaggi che vivono e operano nel Veneto. Così a un primo grossolano censimento nel 60 si possono registrare una trentina di studi fotografici, tutti attorno a Piazza San Marco. Tra questi basterà citare Carlo Ponti, Naia, Giuseppe e Michele Chier. Grazie a loro e alla riproducibilità tecnica dei negativi, al collodio, la Serenissima rivive in tutto il suo splendore atemporale, non più sulla tela, ma sulle carte salate o albuminate, riuscendo a celare alla vista i segni della sua sofferenza economica, del suo isolamento, delle sue ferite, della miseria, della malattia, dell'incuria, del degrado, della rovina materiale e morale che l'hanno colpita a tutti i livelli. E anche se con l'annessione all'Italia la città è destinata a perdere per sempre il suo ruolo politico, su quello culturale dell'immaginario collettivo, grazie proprio alla fotografia, alla creazione della Biennale, all'avvento del cinema, riesce addirittura a rafforzarlo, a estenderne la portata.
Nel passaggio tra 8 e 900 avviene qualcosa di nuovo e di diverso nello spazio del divertimento e socializzazione. Si moltiplicano e si danno nuove regole urbanistiche. Da un certo punto di vista il Veneto appare come un territorio chiave ideale per capire le relazioni tra processi di modernizzazione, modificazione dei comportamenti sociali, sviluppi della vita associativa su differenti registri e secondo modelli assai diversi e tematici. Tra l'unità d'Italia e Prima Guerra Mondiale, il Veneto è stato e ha continuato a essere per vocazione il cuore, il punto di convergenza, interazione e irradiazione europea di tutte le forme dello spettacolo, stabile, ambulante, colto e popolare. Vediamo subito come viene accolto il cinema a Venezia. Nel programma Lumière al Teatro Minerva del 22 agosto 1896, 96, scusate, non il primo che era avvenuto un mese prima, sono proiettate 5 vedute veneziane, tra cui una ripresa del Canal Grande dal Vaporetto, che l'operatore rivendica come invenzione del primo movimento in macchina. Le immagini di Lumière possono apparirci come varianti di una catena che ha fissato dalla camera lucida di Canaletto i canoni del vedutismo veneziano. La città, agli occhi dei protospettatori, proprio col movimento dalla ripresa del Vaporetto, esce però dalla dimensione atemporale del fondo oro dei mosaici per mostrare di volersi sintonizzare coi ritmi della modernità. Il cinema l'ha aiutata a uscire dal tempo morente ereditato dal romanticismo per farla desiderare di entrare da protagonista nel XX secolo. Nel momento stesso in cui giunge a Venezia, il cinema la promuove a soggetto privilegiato della rappresentazione e presto i teatri veneziani si dimostrano assai ospitali nei confronti del nuovo tipo di spettacolo e anche tolleranti in fatto di moralità pubblica e buon costume. Alla serata nera, per esempio, a Venezia ovviamente, dal 2 luglio 1900 del Teatro Minerva, le serate nere promettono le levée della Parisienne o il bagno della signora di Belluno, della sposa di Belluno. Possono intervenire anche le signore e il 13 maggio dell'anno successivo si dice nelle locandine pubblicitarie che attraggono moltissimo le celebri raffigurazioni della parigina che si sveste nella sua toilette notturna. I frammenti minimi di dati che possiamo raccogliere sul costituirsi dei primi pubblici ci consentono perfino di risentire i richiami degli imbonitori, come quello di Fureghin del cinema del Ponte della Piavola. Oh, solamente che 825 metri, nient'altro che quasi 2000 metri di dramma. Oh che bel dramma, oh che magnifico, oh che spettacolo, oh che dramma drammatico. E anche le interazioni del pubblico con lo schermo. Di fatto il nuovo spettacolo è subito adottato con entusiasmo da tutti i veneziani nei sestieri e nelle isole. Ho immaginato andemo, le vedute vive, si sente gridare come un grido di battaglia dalla folla di spettatori che arriva in Calle 22 marzo al Teatro Minerva il 22 agosto del 1896 e arriva da Piazza San Marco, Calle Valaresso, Campi Santo Stefano e San Fantin. Già dal 1905, dopo alcuni anni che il cinema viene ospitato nei teatri assieme agli spettacoli di varietà e illusionismo, negli stabilimenti Bagni del Lido o circola lungo la riva degli Schiavoni o in Campo Santa Margherita, grazie ai baracconi ambulanti degli Zamperla, dei Blaser e dei Roatto, si apre la prima sala cinematografica al Teatro Ridotto in Calle Valaresso. E a ruota Campo Santa Margherita, San Zulian, Ponte della Piavola, Castello. Nei primi anni, in pochi anni, le sale raggiungono la trentina e appaiono distribuite in tutti i sestieri e anche al Lido, dove anche all'Eccelsior aprono una sala all'indomani della sua nascita. La mancanza di capitali consistenti condiziona da subito le ambizioni produttive di Venezia, che troverà più facile offrirsi come set privilegiato per molti tipi di storie, piuttosto che divenire polo di investimento nella nuova industria dello spettacolo. Non diventa mai in questo senso capitale produttiva del cinema. Il cinema, all'indomani della sua invenzione,
oltre a promuovere Venezia capitale del nuovo immaginario, l'ha utilizzata come sfondo o protagonista di una miriade di storie, con scenari naturali o ispirati alla pittura o trame tratte da letteratura, teatro di tutti i tempi, attingendo a Goldoni, a Dell'Ongaro, a Zevacò, ma anche alle memorie di Giacomo Casanova, al Milione di Marco Polo, che per esempio ha ispirato il Marco Polo televisivo di Montaldo del 1982 con Piazza San Marco ricostruita a Malamocco. Oltre allo scenario veneziano è l'opera di Shakespeare che ha consentito di conoscere anche Verona e Padova dal 1908. Sono stati i testi letterari e teatrali che nel tempo hanno guidato alla scoperta cinematografica del Veneto. Lungo il Novecento, per raccontare le molte maschere di Venezia, si è attinto a Byron, D'Annunzio, Boito, Consenso di Visconti, Thomas Mann, sempre Visconti, Morte a Venezia. Per quanto riguarda le fonti letterarie venete, in ordine sparso sono da ricordare Fogazzaro di Malombra, con la Borelli, Salgari, Berto, Comisso, Piovene, Buzzati, Parise, Rigonistern, Meneghello, Cibotto, Ongaro, Bartolini, Saviane, Camon, Carlotto, Righetto. C'è Goldoni all'inizio del sonoro, poi Gallina, più avanti Ruzzante, adottato da De Bosio con La Bestia del 75. Partendo dall'epicentro veneziano, lo sguardo di una folla di operatori e registi italiani e stranieri di finzione e documentari, spinto anche dai venti della Prima Guerra Mondiale, si è aperto a tutti i punti cardinali del Veneto, includendo da quel momento ogni tipo di realtà spazio-temporale. Negli anni 30, grazie alla nascita della Mostra del Cinema di Venezia, si accende per Venezia la scintilla di un nuovo processo di svuotamento delle caratteristiche della città reale e di acquisizione di nuovi attributi nelle dimensioni dell'immaginazione e dei sogni. Caso, fortuna, serendipiti si sposano al tempismo perfetto con cui l'esposizione internazionale d'arte cinematografica nasce a poca distanza dalla nascita del sonoro nel cinema e ha modo, nel giro di alcuni anni, di amplificare i risultati di ogni nuovo traguardo e di documentarne gli sviluppi tecnologici dall'avvento del colore ai primi tentativi in 3D, già nel 1938, all'accoglienza del cinema sperimentale d'avanguardia a metà degli anni 30. Questo è un pubblico, non è proprio il primo pubblico, ho preferito... No, questo è il primo pubblico, sì. No, scusate. Ecco. No, questo è un secondo pubblico, le fontane luminose. Sì, ho sostituito l'immagine del primo pubblico perché questo dà il senso di grandezza. Qua siamo già nel 1934. Per 3 settimane la mostra diventa un'enclave unica di rappresentazione e circolazione di modelli culturali, ideologici, sociali, politici disomogenei e distopici rispetto a quelli del governo. C'è una grande retrospettiva di cinema russo nel 1934, 14 film. Per un paio d'anni, di fatto, nulla di ciò che caratterizza o appare come elemento identitario del fascismo sembra trovare accoglienza, cittadinanza o aspirare al diritto di ius soli a Venezia. È l'anima di Venezia a vincere. Insieme con gli odori della brezza marina e i sentori di uno spirito laico al lido, si respira, nell'area circostante l'Excelsior, un'aria pacificata e festosa, di libera circolazione di emozioni e idee, questo fino al 1934, le prime 2 edizioni. Forme sociali e culturali diverse, distanti tra loro, non sottoposte a vincoli, la cui eccezionalità e novità va sottolineata e tenuta presente ancora oggi. In nessun altro luogo italiano si percepisce un analogo spirito cosmopolita, si dimenticano le prescrizioni autarchiche, si ha l'impressione di godere, grazie al cinema, di una cittadinanza internazionale, capace di superare ogni tipo di barriera culturale, sociale, politica, geografica. Questo spirito, a mio parere, la Biennale ce lo regala ancora oggi e dalla rivendicazione e difesa di questo suo ruolo noi possiamo riconoscere di sentirci orgogliosi e grati. Grazie.